giocatore in questa squadra che ti assomiglia e poi qual è la differenza tra il Fernando Jorge giocatore e il Fernando Jorge allenatore? Come giocatore, c'è un storico, Pisco, che è Davide Pischera, che è veramente un giocatore molto forte, le piace molto allenarsi, un simbolo di questa squadra, è un capitano. Penso che lui abbia un pochettino queste caratteristiche. Un mediocampista anche molto forte, molto grintoso e molto generoso, quello sì. Fortunatamente c'è un avviso, perché come allenatore, essendo laureato in scienza motoria, sono un docente, quindi ho una mentalità completamente diversa, sono molto più ampio. Come giocatore sono un agonista, di quello che corre, ringhia, passa per la palla, è abbastanza intollerante, quindi giocare con i miei propri giocatori diventa a volte un problema, per loro anche per me, perché io pretendo in quel momento qualcosa che evidentemente già non è un allenatore, è il tuo compagno che vuole vincere a tutti i costi, e quello può essere un pregio, ma in determinati momenti può essere un problema. Tu arrivi da un'esperienza ai CNU come tecnico, 2 medaglie d'oro, perché la 4% la consideriamo come gara unica, certo. E poi Giulia Manno. Cosa prova un tecnico quando un suo atleta sta sul gradino più alto del podio? È stata una grande emozione, perché è stata la prima di una serie di medaglie a quei livelli poi quest'anno, perché poi quei podi presi da Giulia Mannu, Federica Lai con la staffetta e Antonio Moro poi sono stati confermati anche nei campionati italiani di categoria, in cui Giulia è arrivata terza nei 100 e Antonio vice campione italiano sempre nei 100, e che tra l'altro ha fatto anche i giochi del Mediterraneo Under 23, in cui è salito sul gradino più alto del podio con la staffetta, quindi è stata la prima di una serie di grandi emozioni, è un'emozione indescrivibile, come quando è anche più intensa di quando si è atleti, quindi essere fuori e vedere da fuori i propri atleti a quei livelli ovviamente bellissimo, è una cosa che ripaga tutte le sofferenze e le ansie della stagione, tra l'altro, quindi... Hai dei maestri? C'è un tecnico in Sardegna o in Italia a cui ti ispiri? Ho un maestro, ho una persona che stimo particolarmente, che è Mr. Cocco, ormai è questo è risaputo, però mi ispiro, diciamo così, non mi piace scoppiazzare, quello è una cosa secondo me sbagliata, bisogna sempre cercare di personalizzare gli insegnamenti che un maestro, una persona che si stima dà. Oltre a loro ovviamente ho la voglia, anche il piacere di avere molti legamenti in questo futsal, quindi cerco di vedere anche molte partite, di un po' di arricchirmi dagli insegnamenti degli altri, a prescindere. Quindi riempi i quaderni e il tablet di appunti sulle altre squadre? Molti quaderni, sì. molti schemi. Ti viene ancora voglia di giocare? Cioè ti viene voglia di entrare in campo magari per cambiare la partita o per scuotere un po' i tuoi giocatori? Io ho iniziato ad allenare proprio perché ho dovuto smettere di giocare per dei problemi, per un infortunio, e mi è venuto proprio a mancare il campo, a mancare lo spogliatoio, a mancare il gruppo, a mancare proprio il essere in palestra. Quindi allenare è stata un pochettino quella via di mezzo che mi ha permesso di poter vivere comunque il campo, anche se ho un ruolo diverso, ma stare comunque con i ragazzi, stare in palestra. Anche io mi sento molto, molto partecipe, mi trovo molto spesso a esultare con i ragazzi, mi trovo molto spesso, c'è stato anche un video simpatico l'anno scorso dove c'è stata una difesa di Nicolo ieri, non mi ricordo, che la palla è finita fuori dal campo e c'ero io che si vedeva nel video che correvo dietro al pallone come se dovessi recuperarlo, poi c'è stato alzato e io correvo sotto come se dovessi fare una copertura, quindi comunque quella partecipazione all'azione di gioco ancora c'è, nonostante sia comunque fuori dal campo. E anche dal punto di vista comunque di grinta, è sempre stato comunque un giocatore abbastanza grintoso, partecipa alle azioni e da allenatore. L'Atletica ha avuto una bella annata, dopo un anno di purgatorio diciamo nella Serie A bronzo, in cui siamo retrocessi 2 anni fa. Siamo riusciti a riconquistarci sul campo la promozione alla Serie A argento, quindi tra le prime società in Italia. Questo è un risultato molto importante per vari motivi. È stato ottenuto anche grazie al contributo dei nostri tecnici, in primis il nostro tecnico storico Pompilio Bargone, che da supervisore ha messo su una squadra con pochissimi mezzi economici che è comunque riuscita a competere ad altissimi livelli.
È stato importante il rientro di atlete come Claudia Pinna, che è tornata al Cus Cagliari, anche lei dopo un anno di pausa con un'altra società. Abbiamo confermato atlete del livello di Camilla Pizzalis. Abbiamo portato al Cus Cagliari una lanciatrice come Elisa Pintus, lanciatrice del disco e del peso. Abbiamo portato al Cus Cagliari un atleta di valore internazionale come Maria Vittoria Becchetti, che ha partecipato ai campionati europei assoluti di marcia per la nazionale italiana nella 50 km. E quindi tutto questo insieme di cose, di sinergie, di impegno da parte dei nostri tecnici ci ha consentito di ottenere questo risultato incredibile. Da un punto di vista tecnico si conferma lo staff dello scorso anno con Sandro Manca, allenatore dell'Under 16, che è alla caccia del terzo successo consecutivo nel campionato regionale, Dora, che è un po' insomma una delle figure importanti del basket qui al CUS, Andrea Chiani, e poi una nuova figura che si occuperà di basket giovanile. Sì, vabbè, il primo a essere confermato ovviamente è Federico Sciascia, che è a capo sia della prima squadra ma anche di tutto il settore tecnico, oltre che della squadra Under 18. Sì, Sandro Manca è riconfermato allenatore della squadra Under 16, che come hai detto tu è già da 2 anni che ha vinto il campionato regionale, per cui anche quest'anno ci proviamo comunque a fare un campionato di vertice. L'inserimento importante è quello di Walter Catani, che ci porta una grande esperienza nei settori giovanili e soprattutto una grande mentalità per ciò che riguarda l'insegnamento della pallacanestro e non solo. In chiusura, grazie mille a Fernando Gheorghe, tecnico della prima squadra e anche giocatore della prima squadra del CUS Cagliari Hockey, Stefano Caneo. Grazie a te. Grazie mille a Fabrizio Boi, tecnico della prima squadra del CUS Cagliari. Grazie Fabrizio. Grazie a te Andrea. Grazie a Simone Amendola, tecnico del CUS Cagliari San Davide. Grazie Simone. Grazie a voi. Grazie mille a Stefano De Montis. Grazie mille Mauro Mannoni. L'appuntamento è tra 7 giorni.